queste canzoni, capito? Poi c'è quell'altra, Carmen Consoli. Carmen Consoli non fa delle canzoni, fa dei trattati di psicosociologia applicabile, cioè tipo una che quella che fa. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde la contrapartita. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Miss Mondo, il concorso che ogni anno seleziona e premia colei che andrà a rappresentarci, pensate, alla finale mondiale di Miss World. Questo è un concorso itinerante che vanta oltre 300 serate in tutta Italia, nelle piazze migliori, nei locali migliori. E quest'oggi siamo qui al centro commerciale Palladio. Ringrazio per averci ospitato anche quest'anno, perché giustamente quando un centro commerciale ti richiama vuol dire che anche l'anno scorso abbiamo fatto la nostra bella figura. Ringrazio il direttore Alessandro Ortolotti. Ringraziamo i nostri partner nazionali, coloro che ci accompagnano e che sostengono questo concorso per tutte le ragazze. Ringraziamo Vitalitis, i parrucchieri di Miss Mondo, ringraziamo Cilcani per il make-up, ringraziamo Shu Bikini, i bikini che dopo le nostre miss indosseranno per la sfilata. Agricola, l'autentica birra chiara artigianale, Pacia Collection, il gruppo Caroli Hotel, gli alberghi che ospitano tutte le nostre miss in trasferta, e dopo Urban Art, lo stile anticonformista tutto italiano e artigianale, e non ci ferma nessuno. Un tour promosso da Luca Betti, Striscia la Notizia in collaborazione con Miss Mondo, che aiuta tutti i ragazzi a cercare la loro motivazione nella vita, perché nessuno si deve mai fermare. Ringraziamo anche Papercraft per quanto riguarda la tipografia di Miss Mondo e per rivelato la concessionaria con 10 punti vendita in tutto il Veneto. Oggi abbiamo una madrina e come tutti la devo annunciare come merita, la nostra Morena Montina.
piccola tappa questa, però giustamente noi ti vorremmo vedere nelle vesti anche di rappresentante del Veneto, che la senti, sei preparata? Sì, sono preparatissima. Ascolta, le tue ambizioni? Beh, sinceramente io ho sempre sognato di comunque lavorare nel mondo della moda, per cui anzi continuare perché ultimamente ho avuto anche delle belle soddisfazioni e spero insomma di portare avanti questo. Cosa fai nella vita intanto tu? Io nella vita sono estetista principalmente, però mi capita anche comunque di fare stilate, fare tre fotografi, per cui anche nel mondo della moda. E ricordiamo anche quanti anni hai perché sei giovanissima, quindi se adesso la vedete così, che è già gagliata, pensate per qualche anno dopo che è stata tutte le nostre notizie. Sì, io ho 21 anni e sono giovanissima, principalmente in Austria. Bene, io ti ringrazio, intanto ti lascio accomodare dietro e dopo la rivedrete perché quando è ora di gusto e quant'altro mi aiuterai. Grazie mille, grazie a voi. Ti lascio il microfono. Grazie davvero. Andiamo avanti. Voglio vedere le nostre miss in costume, prego.
nostro cognome, appunto. Il tuo nome me l'hai detto. Quanti anni hai? Da dove vieni? Allora, ho 21 anni e vengo da Milano in provincia di Venezia. Cosa fai nella vita? Io faccio l'estetista, E il tuo sogno nel cassetto? fare la modella. E lo auguriamo anche a te. Prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Nicole, Quanti anni hai e da dove vieni? ho 16 anni e vengo da Vicenza. Cosa fai nella vita? Studio, sono una studentessa del tecnico Canova, geometria. E tu sei brava? Ovvio. Il tuo sogno nel cassetto? Diventare una ballerina professionista. Ah, giusto. Ma tu che stile di danza fai? Caraibica, giusto? Ma sei anche un insegnante, vero? Mi hai detto questo? Sì, insegno a volte e faccio le gare. Fai delle gare, quindi con un'altra persona, anche in coppia. Sei fortunata che non abbiamo tempo, abbiamo una scaletta rigida, però ti facevo anche ballare. La prossima volta, prego. Andiamo al numero 5, Eleonora Moroni. Ciao Eleonora, quanti anni hai? E da dove vieni? Ho 17 anni e vengo da Urbano in provincia di Vicenza. Cosa fai nella vita? Parrucchiera. E il tuo sogno nel cassetto? Diventare una fotografa professionista e girare il mondo. Quindi capiamo bene che la cosa che preferisci fotografare sono i paesaggi o le persone? Prevalentemente ritratti, cioè soggetti. Ah, è un posto dove vorresti andare in viaggio? Parigi. Noi lo auguriamo anche a te allora, prego. Da dire a quelli dei piani alti che se battono le mani non prendono la multa. Per dire, La numero 6, Adriana Nicola. Ciao cara. Buonasera a tutti, mi chiamo Adriana Nicola, ho 17 anni e vengo da Verona. Cosa fai nella vita? Nella vita studio turismo E il tuo sogno nel cassetto? e ho l'intento di darmi negli studi. Vuoi essere promossa? Tutto qua. Ma sarai promossa ovviamente. Le nostre amiche sono tutte intelligenti, tutto qua. Sogni più importanti ne abbiamo. Avere una famiglia, cose semplici. Che sono sempre le migliori, prego.
Ricordo tutti di andare nella nostra pagina di Miss Mondo Veneto per mettere intanto un mi piace, perché chi non lo mette si trova già la macchina legata fuori, e soprattutto per votare le nostre amiche. Ricordate quindi i nomi di tutte quante e soprattutto portate anche le vostre foto, visto che siete tutti lì col telefono, no? Andiamo avanti, qui questo è il numero 8, giusto? Sì, non ci vedo, Irene è silenzzato. Quanti anni hai e da dove vieni? Ho 15 anni e sono di Vicenza. Cosa fai nella vita? Sono di insegnante, quindi il tuo sogno nel cassetto è fare le fotomodelle per articoli di negozio. E noi invece crediamo di fare molto di più e che questo hype sia per te il primo e non l'ultimo. Quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, sono Gloria, ho 17 anni, vengo da Pieve di Sacco in provincia di Padova. Cosa fai nella vita? Io ho liceo delle scienze umane. Il tuo sogno? Diventare una pediatra e anche entrare nel mondo della moda e dello spettacolo. Ti piacciono i bambini? Degli altri però. Ho un fratellino piccolo che amo come fa me stesso. Prego.
sarebbe diventare assistente di volo. E so che ti vuoi iscrivere all'università a breve, vero? Sì, Lingue e Commercio Internazionale. E allora in bocca al lupo. Prego. Il numero 13, Maya Silvia Togo. Ciao, buonasera a tutti, sono Maya, ho 19 anni e vengo da Vicenza. E cosa fai nella vita? Al momento lavoro come impiegata grafica. E il tuo sogno? Di aprire una amici. Allora ti piacciono i cavalli? Da morire. Ci vai anche a cavallo? Ho fatto anche gare. Avete capito le nostre miss? Prego. Il numero 14, Aurora Cardini. Ciao Aurora. Buonasera a tutti, io sono Aurora, ho 20 anni e vengo da Venezia. Cosa fai nella vita? Lavoro nell'ambito della ristorazione. E il tuo sogno, il tuo futuro, come lo vedi? Vorrei realizzare nel settore della moda. E noi lo auguriamo ovviamente anche a lei, prego! Il numero 15, Giada Signori. Andiamo più in centro. Quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera, sono Giada Signori, ho 20 anni e vengo da Bressanone in provincia di Bolzano. Il tuo sogno nel cassetto e cosa fai nella vita? Sono una studentessa, almeno adesso devo aspettare i risultati per l'università di Lingue e Commercio Grazie, Internazionale. bene, non stai scherzando, qua tutti vanno bene. E poi lavorare in ambito turistico e realizzarmi in questo ambito. Cosa ti piacerebbe esattamente fare? No, vorrei essere la capa. La capa delle hostess di volo e noi qua siamo prego. Larissa Vinetello. Buonasera a tutti, mi chiamo Larissa, vivo a Piove di Sacco, in provincia di Padova. Quanti anni hai? Ho 23 anni. E il tuo sogno nel cassetto e cosa fai nella vita? Io nella vita lavoro come receptionist in un hotel a Vicenza e sto studiando la triennale in lingue e amministrazione. Il mio sogno
qualcuno anche a te, prego. Il numero 18, Gloria Carraro. Ciao Gloria, un po' massiccia, vero? Quanti anni hai e da dove vieni? Vengo da Tucci, sono Gloria e 16 anni vengo da Cantare Mussolini. Cosa fai nella vita? Nella vita sono un ministro di tecnico. Il tuo sogno in cassetto, lavorare nel campo della moda, come modella o fotomodella, mi pare. E auguri anche a te, ovviamente, prego. Il numero 19, no, ho scritto proprio male oggi, Angelica Pietropoli. Ciao Angelica, ho detto tutto giusto? Sì. Quanti anni hai e da dove vieni? 15 anni. Vengo da Barcellona. Cosa fai nella vita? Studentessa al liceo economico. E il tuo sogno nel cassetto, diventare bella. Prego! Con il numero 20 Alessia Nardello. Ciao, buonasera a tutti, sono Alessia, ho 16 anni, ho 17 anni e vivo a Torino. Cosa fai nella vita? Una studentessa del liceo economico sociale. E il tuo sogno nel cassetto? Diventare una modella e fotomodella. E allora in bocca al lupo anche a te, prego! Pubblico proprio male le mani, cioè veramente oggi un disastro. Ho mangiato troppo oggi come pranzo domenicale? Troppo, sapevo io. Ambra Buruiana con il numero 21, di qua. Quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, mi chiamo Ambra e della Paola. Cosa fai nella vita, Ambra? Nella vita sono una studentessa del liceo umanistico. E il tuo sogno nel cassetto? Potermi laureare in scienze forensi e campo della moda. Quindi vuoi diventare un avvocato? Bella e pure avvocato. Ai ai ai, ce n'è per tutti, prego!
22, Giuliana Trevisani. Buonasera a tutti, mi chiamo Giuliana, ho 16 anni e vengo da Urbana. Cosa fai nella vita? Sono una studentessa e studio alberghiera. Il tuo sogno più grande, il tuo sogno nel cassetto, il desiderio? Diventare un'attrice. Di che genere di film? Polizieschi, azione. Ah, vuoi sparare alla gente, ho capito, cattive pure. Prego! Il numero 23, Asia Scarpa. Buonasera a tutti, sono Asia, ho 16 anni e vengo da Venezia. Quanti anni hai? 16 me l'hai detto. Cosa fai nella vita? E studio lingue. E il tuo sogno nel cassetto? Diventare un'attrice. Un'attrice al cinema o al teatro? E in bocca al lupo anche a te, prego! Il numero 24, Silvia Strappa. Prima ma non l'ultima, quella che ha dato in mano del prima. Quindi un applauso più grosso. Buonasera a tutti, mi chiamo Silvia, ho 20 anni e vengo da Venezia, in provincia di Venezia. Cosa fai nella vita? Lavoro come barista in un circuito di viaggio da E il tuo sogno più grande? entrare nel mondo dello spettacolo e poi aprire una pasticceria. Sai fare i dolci? E il dolce che ti riesce meglio? Il tiramisù. E perché non l'hai portato? Tutto tempo. Ecco, capito com'è qua? Prego! Sui voti, per chi non avesse ancora messo mi piace nella pagina di Miss Mondo Venta lo faccia subito, voti le nostre Miss, con le nostre ragazze in abito da sera.
Olivetto. Con il numero 5, Eleonora Moroni. Con il numero 6, dov'è? Eccola qua, Adriana Nicola. Con il numero 7, Irene Cappelletti. Il numero 8, Irene Semenzato. Benedusi. Con il numero 10, Claudia Cavaliere.
12 Cindy Zini. Il numero 13 Maya Silvia Tovo.
applauso alla nostra fotografa. Fermati qua con noi che ti dobbiamo fare altre due foto e abbiamo anche un presente per te ovviamente. Una foto, guardate la nostra Nicola. Grazie mille, torna pure con le altre ragazze e andiamo avanti, grazie anche alle nostre giurate che ci hanno aiutato. E chiamo anche Andrea Minini e Susanna Mancini che mi aiutano a fasciare la prossima Miss Vincente. Miss Trivellato 2018 qui al centro commerciale Palladio è Andrea Brugnana. Le nostre Miss, eccole, ci siete? Avete visto che belle ragazze? Allora, ci siamo, la Miss del Web, quindi la più votata da voi del pubblico che ha raggiunto il maggior numero di voti sulla pagina Miss Mondo Veneto è... cosa c'è scritto? Giada Signori! Facciamo una foto tutti insieme. Arianna Arnandi e Ivano Varo che mi aiuteranno a... State calme, ragazze, da dietro uno mi chiama, l'altro io non capisco niente. La quarta classificata, Miss Caroline Hotel, lo sponsor delle Miss in trasferta. Ecco la nostra Marianna, bellissima. Ecco, ci siamo? Allora, Miss Caroline Hotel, quarta classificata qui al Palladio. Le ragazze hanno delle facce, per dire che se questa non si muove gli lasciamo le scarpe in testa, abbiamo le caviglie così, non importa, soffrite. Irene Cappelletti! Grazie mille! Per Miss Cittadini andiamo a fasciare la nostra Laura Letto. Se vuole venire con il nostro comanda, che venissero insieme. Avete tutto? Ho tutto. Terza classificata, Miss Cittadini, sponsor del fatto delle Miss. Sei citato un po'? Sì. No? Bene. Fai la suspense come Alessia Marcuzzi. No, lo faccio per la team. La persona che... La persona che ha vinto Miss Cittadini è Asia Scarpa!
commerciale Palladio, quindi Miss Centro Commerciale Palladio 2018 by Vitalities